Spilamberto, giorno di mercato, mercatino. Spilamberto, uno dei comuni, dei castelli del territorio fertile. È carinissimo, un quadretto di pecore e un quadretto di galline. In queste terre c'è l'abbondanza, c'è praticamente tutto, primo, secondo, contorno, frutta, dolce, qualsiasi cosa, vino, è tutto qui, guarda caso. Terra di Castelli perché? Ma perché anzitutto due comuni si chiamano Castelnuovo e Castelvetro. Già, è vero, quindi insomma Castelli ci siamo. Spilamberto abbiamo il castello e abbiamo Vignola, il c'è un torrione, castellone. c'è un castello che non finisce più, e Savignano, la rocca bella che ha, l'abbiamo preso dentro anche loro. Quindi è un terreno unico, un territorio unico. È un territorio unico che ha la caratteristica della fertilità, no? È qui che fin dall'antichità l'uomo si è messo a coltivare ogni tipo di vegetale e ad allevare ogni tipo di animale commestibile. Matilde di Canossa, attorno al 1100, dà a queste terre unità e prosperità. Matilde che introduce anche tutta una serie di coltivazioni e poi continua la tradizione dell'aceto balsamico e del nocino che viene raccolto la notte di San Giovanni, solo perché non si può diversamente, e quindi con un collegamento alla magia proprio della notte di San Giovanni. La notte di San Giovanni è un momento topico del passaggio del sole, no? Della nascita del sole, è un solstizio ed è un momento che, guarda caso, era proprio nel paganesimo, era nella cultura più antica, più arcaica, l'abbiamo sempre visto. Notte di San Giovanni, quindi bisogna raccogliere la noce che puoi dare al nocino, no? Esatto. Cioè, quindi questo collegamento che rimane. Un po' stredonesco, Tradizione tutta femminile, sì, nel certo. senso che l'ordine del nocino era una congregazione totalmente femminile. Ma dai! No, ti giuro. Me le presenti? Andiamo su, andiamo. Dai, andiamo. Buongiorno. Cosa si deve fare per entrare nell'ordine del nocino? Bisogna essere streghe per entrare in questa confraternita. Beh, un po' io strega lo sono perché avevo una nonna strega, era nonna Enrica, che era molto strega. Qualcosa mi sarà rimasto? Bisogna essere donne. Sì. Bisogna saper fare il nocino, quindi il 24 giugno bisogna togliersi le scarpe e a piedi nudi andare a raccogliere le noci. Dai, come le streghe! E le noci si raccolgono la notte di San Giovanni perché sono imperniate di una rugiada che è la panacea di tutti i mali. Davvero? Se dobbiamo essere streghe è qualcosa di diverso. Sicuramente qualcosa c'è. È una notte importantissima, che è una notte, un giorno, un'alba importantissima per tutti gli antichi, perché è questo la cosa che il filo rosso che ci lega e che lega voi agli antichi. Che lega noi. Il nocino in realtà nasce in Britannia. Le prime notizie sono relative ai Picti, questo popolo dipinto di azzurro. I romani vanno da questo popolo e vedono che il 24 di giugno questo popolo si trasforma. È un popolo molto taciturno, ma il 24 di giugno beve un infuso particolarissimo. Come Asterix e Obelix. Si anima, parla coi folletti, parla con gli elfi, poi però i romani impongono la religione cattolica cristiana, non tutti i riti quindi sono ammessi, e allora questi Picti decidono di espatriare dalla Britannia. Vagano per il nord dell'Europa verso l'Italia, arrivano anche a Spilamberto. E quindi si introduce così la tradizione del nocino. Quindi è una tradizione druidica in qualche modo. È una tradizione druidica. Mio nonno diceva che il 24 di giugno era una festa grandissima in campagna, anche perché tutti si radunavano attorno a un falò. Lei se lo ricorda? Di giugno, Sì, io c'ero già, danzavamo attorno all'albero ed era una cosa meravigliosa. Davvero? Sì, Senta, sì, ma sì. a piedi nudi? A piedi nudi. Stupendo. E Ma quindi è una cosa veramente... Era una cosa, una danza meravigliosa. Senta, e si doveva anche saltare il fuoco? Sì, saltando il fuoco diventavi più forte. Infatti è la tradizione. Qualche volta mi sono bruciati i piedi, ma ho continuato a saltare. Fantastico, che bello, bisogna rifarlo. Ma allora mi fanno entrare o no nell'ordine del nocino? A lei il matraggio. Occorre guardare il colore. È una cosa molto alchemica in realtà. La valutazione del nocino deve rispettare alcuni parametri. Densità, colore e se è un nocino limpido o non limpido. Assaggiamo anche adesso. Calma. Sì. Occorre aprire per fare gli olfattivi. Si annusa. Ah, mi viene in mente mia nonna, la campagna, Oh, mi vengono in mente delle cose. Davvero? Tutte belle cose. Anche Tutte perché belle. qua dentro ci sono i segreti a volte di antiche generazioni.
E poi si assaggia finalmente. Sì. Allora. Prima appena un po', poi dopo se ne assaggia un altro sorso, si aspetta un attimo e poi si danno i vari giudizi di corposità, di pastosità. Se mi prendete nella confraternita, io subito Faremo delle grandi cose. direi che dobbiamo, sì, faremo delle cose grosse e lanciamo subito esatto. Si lancia il nocino internazionalmente qui, ragazzi, cioè. Consigliere, cosa dite? Ce li ha quasi direi di tutti? essere d'accordo. Allora, Facciamo anche l'applauso. Investitura ufficiale. Grazie.